Weekend di passione per la città murata e per tutta la bassa padovana. Intorno alle 22 di sabato 13 luglio, un vero e proprio nubifragio si è scatenato su tutta la zona della bassa padovana, facendo sospendere le numerose feste all'aperto organizzate dai vari comuni. Ma i danni non si fermano qui. Garage allagati, strade che sembravano fiumi, tuoni e fulmini. I vigili del fuoco di Este, impegnati a Saletto tutta la notte con oltre mezzo metro di acqua e fango in decine di scantinati, hanno cercato di contenere i danni peggiori. Altrove ci si è arrangiati con tanta pazienza per svuotare gli scantinati allagati. Oltre alla pioggia torrenziale, i fulmini hanno causato diversi danni ad Este, dove un condominio in via Ugo Lazzarini è stato colpito, con conseguenti danni sugli impianti elettrici e addirittura danni alla copertura dello stabile. Fulmini protagonisti in senso negativo anche a Montagnana, dove è stata danneggiata una delle 24 torri delle mura, quella di angolo fra la circonvallazione esterna sud ed ovest. Il merlo distrutto ora giace a terra nel vallo, dove sono ben visibili anche gli altri pezzi più piccoli, gettati dalla forza del fulmine a diversi metri di distanza dalla torre. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e la polizia locale, che hanno subito isolato l'area, assieme ai vertici dell'amministrazione comunale. Anche la soprintendenza veneta è stata avvisata dei danni. Oltre ai danni di Este, Montagnana e Saletto, che hanno impegnato le autorità quasi tutta la notte, la domenica si sono contati i danni anche a Megliadino San Vitale, Megliadino San Fidenzio, Ospedaletto Euganeo e Santa Margherita d'Adige. Oltre alla bassa padovana, il nubifragio ha provocato danni anche a Padova, dove era in corso il concerto di Giovanotti, rovinato dalle polemiche, e in quasi tutta la provincia, dove si sono riscontrati danni ingenti all'agricoltura.